chi l'ha conosciuto lo sa, si riceverebbe con un sorriso. Io sono stato a trovarlo, ricordo sempre, l'anno scorso, un paio di giorni dopo l'incidente, alla rianimazione, alla parola Don Antonio spalancò la bocca e mi salutò con un sorriso. E direi che se lui fosse qua direbbe sicuramente bisogna fare, nel senso che lui era un operativo. La sua forza era l'operatività, il saper circungolare, lo ricordava prima il ministro Sacconi, che poi è stato di grande stimolo per la comunità. Se non ci fosse stato Don Antonio, oggi la comunità non ci sarebbe più. Questo è il dato di fatto. E proprio per interpretare questo bisogna fare, dico che noi ci sentivamo settimanalmente, avevamo già un progetto in piedi che stavamo accarezzando. Lui aveva, lo dicevo prima, il dottor Berlusconi, aveva questo pallino, peraltro sposato da me, di pensare a un'azienda agricola che potesse crescere sempre di più attorno alla piccola comunità. E già iniziavamo ad abbozzare questo progetto per poterlo sostenere e finanziare. Penso che questo possa essere uno dei tasselli di questo grande mosaico della vita, la storia di Don Antonio. Foscolo, peraltro, che è vissuto qui in provincia di Treviso, ha scritto i sepolcri qui a Pregaziolo, ha dormito a Codogné, diceva che gli uomini si guadagnano l'immortalità facendo grandi cose nella vita. E noi diciamo, mutuando le parole del dottor Berlusconi, si guadagnano la santità in questo caso. Direi che ci sta tutta questa santità, perché chi ha conosciuto Don Antonio ha conosciuto un altro profilo umano. E direi che quindi il mondo è diviso in due categorie: chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e chi non lo ha conosciuto. Grazie.